Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì, diretto dal commissario capo Francesco San Martino, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, ha tratto in arresto un cittadino della Nuova Guinea di 21 anni e uno della Romania di 18, indagati in concorso per i reati di rapina aggravata a lesioni personali dolose. Nello specifico, l'attività investigativa svolta ad iniziativa dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì ha permesso di costruire un valido castello accusatorio a carico dei due soggetti. I gravi indizi di colpevolezza e lo schiaccianti prove raccolte dalle donne e dagli uomini dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Canicattì hanno permesso al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dottoressa Giulia Sbocchia, di chiedere e ottenere dal GIP del Tribunale di Agrigento l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere per gli autori dei gravissimi reati. I fatti contestati loro sono la rapina commessa a Canicattì il 15 agosto del 2022 all'interno della villa comunale ai danni di un cittadino africano cui è stato asportato il marsupio, un cellulare. La rapina avvenuta a Canicattì nella notte del 25 agosto 22 in via Minniti ai danni di un cittadino straniero a cui sono stati sottratti un portafoglio e 2 collane. La rapina commessa a Canicattì il 1 ottobre 22 in via Massimo d'Azeglio ai danni di un cittadino italiano a cui sono asportati un portafoglio e un cellulare. La rapina svolta a Canicattì in data 15 dicembre 22 all'interno della villa comunale, in occasione della quale alla vittima sono stati sottratti un marsupio, il portafoglio e un telefono cellulare. In occasione di tutti gli episodi sopra elencati, le rapine hanno dato luogo a colluttazioni, a causa delle quali le vittime hanno riportato lesioni personali con prognosi che vanno da 4 ai 7 giorni.